eccoci a parlare di Unione Sportiva Sarmeola. La società alle porte di Padova vanta una Serie B1 maschile che sta peraltro facendo bene, con 13 punti conquistati in 8 partite. A Sarmeola però, nonostante il 90% delle forze concentrate sulla B1, si sta iniziando a costruire una sorta di vivaio. A livello di ragazzi che praticano pallavolo sono circa un centinaio. Nelle varie squadre, nel settore maschile abbiamo partiamo dal mini volley, poi abbiamo l'Under 12, un Under 14, un Under 18 che fa anche la terza divisione, una prima divisione, la squadra di B1 e una squadra amatoriale. L'intento è quello di preparare un futuro sia alla Serie B1 che alla società e per questo, grazie anche all'obbligatorietà del settore mini volley nella provincia di Padova, si è ripartiti proprio dai più piccoli. L'impostazione è quella di sempre, cioè far crescere i ragazzi. Dopo la grossa soddisfazione che ci siamo presi di portare una squadra a un campionato di B1, quest'anno ci proponiamo di prenderci una grossa soddisfazione, di tirar su un buon vivaio. Abbiamo preso il mini volley in prima persona proprio perché consideriamo importante partire dalle basi e contiamo di prenderci queste soddisfazioni proprio anche con i ragazzini. Soddisfazioni che non sono vincere, perché a noi non interessa nel settore giovanile ottenere risultati, quello che ci interessa è far crescere i ragazzi. Ma veniamo ora alla Serie B1. Il Vergati Sarmeola, dopo la promozione dello scorso anno, si pone come obiettivo il mantenere la categoria. Gli obiettivi dichiarati rispetto all'anno scorso sono decisamente diversi, nel senso che ci viene chiesto di salvarci bene. Siamo tutti consci però che possiamo e dobbiamo fare di più e quindi toglierci più soddisfazioni possibili e vincere più partite possibili in modo da tornare a casa il sabato sera col sorriso, che questa è la cosa più importante, e poi fare qualche sgambetto magari alle grandi che sono di un'altra categoria. Ma approfondiamo l'argomento organico. Coach Falcini ci elenca i volti nuovi. Abbiamo cambiato 5 giocatori su 7, l'opposto Ioppi Pietro, il palleggiatore Baggio Michele, il centrale Ursic Federico, il libero Maurizio Vianello, l'altra banda Rudy Cavaliere. La Serie B1 quest'anno è molto impegnativa. I gironi nella penisola sono 3 e non più 4 e le trasferte sono molto lunghe. Allora, diciamo che le trasferte hanno un peso determinante perché sono trasferte da 2 giorni. A San Benedetto siamo partiti alle 10 del sabato mattina e siamo tornati alle 8 della domenica dopo. No, secondo me conterà molto il tatticismo su queste partite, lo studio degli avversari e il giocare nei punti deboli degli avversari. Avendo un livello abbastanza che si equivale, diciamo, fra le varie squadre, qualche giocatore di spicco potrebbe fare la differenza e il trucco sta in questo, nel riuscire a imbrigliare il giocatore che ha qualche numero in più rispetto agli altri. È vero però che se le cose proseguiranno come sono iniziate, qualche soddisfazione il Vergati se la toglierà di sicuro. Sì, le cose vanno bene, stiamo facendo un buon inizio di campionato e quello che è importante è comunque sempre lo spirito con cui si fanno le cose. Qui c'è una bella atmosfera, ci si mette tutti passione, facendo pochi allenamenti questo è essenziale per poter tenere duro in questo campionato difficile. Ma quali sono allora le squadre più forti del girone A della B1 maschile? Prima di tutte c'è il Cles Trento di Bernardi, poi c'è il Marcegaglia Ravenna di Ricci, opposto, c'è Perugia, altro squadrone di Serie A, e come quarta io ci metto anche Porto Potentino, Potenza Potentino, Macerata. Sono 4 veramente di un altro livello con giocatori di A1 e di A2 e quindi faranno un campionato a parte.